Il carnevale potrebbe sembrare una cosa che ha poco a che fare con la vita del museo, ma noi sappiamo bene invece che all'interno di una città i musei, così come in questo caso, nel nostro caso la Fondazione dei Musei Civici, possono giocare un ruolo molto importante perché possono raccontare delle storie che non si raccontano quasi mai e possono in questo senso anche andare a intercettare un tipo di pubblico che forse è meno amante dell'arte ma è amante di racconti, di storie, di memoria e di tradizione. Il nostro scopo in fondo è quello di metterci a disposizione dei cittadini e quindi di aprire le porte a un maggior numero possibile di pubblico e trovare una chiave di dialogo. Credo che in questo senso il Carnevale ci permette davvero, ci apre davvero una porta. Il progetto è ovviamente focalizzato lungo tutto il periodo del Carnevale, ma abbiamo un focus particolare il giorno 12 in cui ci sarà, oltre ai quadri, alle visite, avremo anche un'attività performativa, attività teatrali, attività musicali. Tutte le nostre sedi sono state messe a disposizione di progetti di questo tipo, quindi vivi, che non sono solo da leggere o da guardare, ma a cui si può partecipare. Avranno degli orari un po' diciamo fissati, ma si scorreranno lungo tutta la giornata e racconteranno diciamo in linea di massima storie dell'antica Venezia.